Troppo gravi ed estesi i traumi riportati, non ce l'ha fatta la piccola di 16 mesi, precipitata martedì scorso dalle scale del condominio di Via Perosi all'Arcella, dove viveva con i genitori. La bimba cinese è morta nella notte tra sabato e domenica dopo 5 giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova, dove era arrivata in condizioni disperate dopo il volo di 4 metri. Martedì la bambina era in casa con la madre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la mamma stava chiudendo la porta di casa e la figlioletta in pochi secondi è sfuggita al controllo e, gattonando nel pianerottolo, è scivolata tra le fessure della ringhiera della scala. Fin da subito i medici avevano rilevato danni cerebrali molto gravi. Ora anche la posizione della madre potrebbe aggravarsi e rischia di essere indagata, visto che la piccola era affidata a lei, ma si dovrà capire se anche nel palazzo le norme di sicurezza siano state rispettate. La famiglia viveva da tempo nel condominio di Via Perosi. Il papà è un insegnante della scuola cinese del quartiere.